Vicentino flagellato dal maltempo, un forte temporale stanotte accompagnato da raffiche di vento e grandine, una sessantina gli interventi effettuati in tutta la provincia dai vigili del fuoco impegnati su più fronti, dagli allagamenti agli alberi caduti, non sono stati segnalati danni a persone. Una notte veramente preoccupante perché non finiva mai questo vento, questa grandine grossa, grossa, grossa. Varie le zone colpite, da Costa Bissara a Isola Vicentina, da Malo a Torre Belvicino, da Monteviale a Caldogno, dove il forte vento ha abbattuto i cartelli stradali e sono stati ingenti i danni ai vetri delle auto parcheggiate. Tante le auto danneggiate, come vedete questo il risultato della nottata di maltempo con chicchi di grandine, grandi addirittura come arance. Anche il capoluogo è stato colpito a nord-est, sono arrivate oltre 40 segnalazioni a cui AMCPS ha fatto fronte. L'amministrazione, dopo lo sgombero dei rami dalle strade, ha disposto l'immediata pulizia delle caditoie, una verifica sulla stabilità delle alberature dei quartieri. Più colpita la cintura, qui siamo a Costa Bissara, in zona del cimitero, in cui una fila di aceri è stata completamente sradicata dalle forti raffiche di vento, compromesso anche il manto stradale. Grandine grossa, ha rotto anche il magazzino comunale, il tetto del magazzino comunale, molti lucernari sulle nostre strutture. Il fotovoltaico lo dobbiamo ancora verificare. Abbiamo avuto la fortuna di avere un gruppo di protezione civile molto importante che ha messo in sicurezza ciclabili, strade, piste, mettendo gli alberi da una parte, assicurando quindi stamattina subito la circolazione, insomma. Danni anche a Isola Vicentina, dove oltre ai rami che hanno occupato le carreggiate e le foglie che hanno ostruito i tombini, la struttura della sagra di Ignago è stata scoperchiata dal vento. Con il vento appunto delle strutture si sono spostate nell'area verde di Ignago, danneggiando la recinzione, e questo sarà sicuramente il danno più ingente, fortunatamente misurato con questa ondata di maltempo. Crediamo che anche qualche coltura sicuramente verosimilmente abbia avuto dei danni. Pesanti danni all'agricoltura, specie nel nord vicentino, alle colture e alle strutture delle aziende agricole. Il maltempo ha colpito piante da frutto, orti, vigneti, ma anche coltivazioni di mais e soia. L'agricoltura è pesante lì, soprattutto sul mais in fioritura, il momento più delicato, credo che lì purtroppo i danni siano superiori al 50-60%.